Ci troviamo in piazza Santa Maria Maggiore, al terzo piano. Lì è nata Chiara Lubich il 22 gennaio del 1920. Qui comincia praticamente la storia nostra. È stata battezzata nella chiesa di Santa Maria Maggiore, col nome però di Silvia. Il nome di Chiara lo prenderà più tardi. La scuola elementare Crispi, dove la piccola Silvia, Chiara, ha frequentato le scuole elementari. Ora è diventata università, la prima università di Trento di sociologia. Io ero una bambinetta normale, facevo la scuola elementare come tutte le altre, ma niente di speciale, quando ero piccola. Questa è la chiesa del Santissimo, come usavamo noi chiamarla a Trento, perché era sempre esposto all'altar maggiore il Santissimo Sacramento. Qui Chiara, fin da piccola, con Sor Carolina, veniva a fare l'adorazione. La preghiera che lei faceva davanti al Santissimo era questa. E dammi il tuo amore, dammi la tua luce, dammi il tuo amore. Io credevo che potessero passare luce e amore attraverso i miei occhi e infiammarmi il cuore, così piccoletta era. Ci fa vedere che la risposta che Dio le ha dato poi da grande è stata la risposta a questa preghiera. Qui siamo davanti alle scuole magistrali, Istituto Rosmini, dove Chiara ha fatto i suoi 4 anni, le scuole superiori, per diventare maestra. Aveva un professore che spiegava una filosofia non tanto cristiana, pur non sapendo le risposte. Ogni volta che lui diceva qualche cosa che andava contro la coscienza di Chiara, lei alzava la mano. Professore, non è vero. Tanto che la sua compagnetta accanto la tirava per la gonna. Silvia ti boccia, Silvia ti boccia. Ma a lei non importava niente, non importava il bocciare, non importava mettere in evidenza la verità. Alla fine dell'anno le sue compagne hanno ricevuto un 6, 7. Chiara, e tutte si aspettavano bocciata, ha ricevuto 10, il massimo dei voti. Dobbiamo andare a Dio, Anna, altrimenti la vita ci pesa troppo ed è senza senso e troppo materialista. Dobbiamo così salvare noi stessi, fortificando questo sostegno interiore. Non abbandonare in questo campo i nostri bambini. Poi è venuta la guerra, lui era capitano di marina, è morto e io sono certa che è andato in paradiso. Ecco, questa è la facciata del Duomo di Trento, dove Chiara, quando era studentessa alle scuole magistrali, veniva frequentemente in questa chiesa per preparare i suoi studi. Anche qui fa vedere come lei sentiva tanto la presenza di Gesù Eucaristia. Quella è la finestrella che dava luce appunto a Chiara quando lei studiava negli anni 37-38 circa. Chiara ha insegnato per un anno a Castello di Ossana. E avete imparato tanto? Avete imparato La calmità da Chiara. Educazione, Sì, fraternità, volersi bene, Sì. volersi bene. E aveva amore per tutti. Per Sì, tutti. per Da tutti. portare nel paese tanto amore. Tanto bene.
A noi quando sentiamo dire Chiara, ci riempisce ancora Il cuore. il cuore, sì. Il secondo anno ha avuto una supplenza in un paesino della Val di Non. Poi ha trovato lavoro dal 40 al 43 all'Opera Serafica, tenuta dai Cappuccini, un orfanatrofio di ragazzi, di bambini abbandonati o comunque poveri, bisognosi. Lei percorreva la strada da Cognola, che è abbastanza lontanuccio, cantando il rosario. Questi alberi, questi ipocastani, erano in fiore. E una volta, mentre dicevo l'Ave Maria, ho visto come un ipocastano quasi si staccasse dall'albero e venisse verso di me. E lì ho avuto come un'idea. È vivo, ma non della vita fisica vegetale. È vivo, perché c'è sotto Dio che lo sostiene. Nel mese di giugno del 43, Chiara termina la scuola, la sua Cognola, l'Opera Serafica, e incomincia a studiare e dare lezioni per poter aiutare la famiglia. Una mattina la mamma ha bisogno del latte, era freddo, era primi giorni di dicembre del 43. La mamma chiede a una delle sorelline: vai, prendi la bottiglia del latte e vai a Madonna Bianca, che è una località a 2 chilometri dalla casa di Chiara. E le mie sorelline, la prima dice: io non ci vado perché è freddo, è troppo freddo, impossibile. E l'altra: io non ci vado. Io avevo già capito che era importante amare, avevo già capito, prima ancora dell'ideale nostro. E ho detto: faccio un atto di amore, vado io. Ho detto alla mamma: mamma, vado io. Prende la bottiglia e si incammina verso la frazione di Madonna Bianca. E a metà strada, e lì è stata ho avuto come l'impressione, una semplice impressione, ma quasi che il cielo si aprisse e ho sentito dentro di me: datti tutta a me, datti tutta a me. Appena arriva a casa scrive subito una lettera al padre spirituale, padre Casimiro, una lettera molto infuocata, dove lei esprime con tutta la sua anima la volontà di donarsi completamente a Dio. Il confessore mi ha detto: venga che ne parliamo. E lui, allora usavano far così, far la parte, come si dice, la parte del diavolo, dirti tutte le difficoltà. Allora mi ha detto: lei rimarrà sola, se vuoi consacrarsi rimarrà sola, i suoi fratelli, la sua sorella si sposeranno, tanti bambini, lei sola. Ho risposto: finché ci sarà un tabernacolo, io sola non sarò. E lui allora si è consultato con una persona, un padre molto anziano, di quegli esperti, e mi ha dato il permesso subito di consacrarmi a Dio, immediatamente per tutta la vita. 7 dicembre 1943. Ecco la salita verso Gesù, che l'aspettava per accoglierla come sposa. E ricordo che quando, prima di pronunciare "son tutta tua", ho capito quello che stavo facendo. Che come se dietro di me cadesse un ponte, non potevo più tornare indietro. E mi ricordo che mi è caduta una lacrima, però ho fatto il mio voto, insomma, sì, ho sposato Dio. Al ritorno è passata di qui. A quell'epoca qui c'era una bancarella dove vendevano i fiori e qui ha comprato 3 garofani rossi, poi li ha portati a casa e li ha messi davanti a questo crocifisso, davanti al quale la sera avanti aveva vegliato per circa un paio di ore. E l'impressione mia era questa: hai sposato Dio, aspettati qualsiasi cosa. Qui siamo arrivati in quello che oggi si chiama il famoso Parco di Gossadoro.
Però bisogna tenere presente che a quei tempi là, noi trentini sapevamo che c'è questo bosco, adesso ci sono le strade, ci sono i sentieri, ci sono le panche, hanno tutto modernizzato. L'importante è essere in un posto fuori città per evitare eventuali bombardamenti, ripetizioni di bombardamenti notturni. E si sono adagiati per riposare e aspettare l'indomani per poter tornare a casa e prendere quel che avrebbero potuto prendere per poter andare verso la montagna. Chiara ricorda un particolare. Piangevo, dicevo, come faccio a lasciare mia madre e mio padre in queste condizioni, senza casa, all'avventura? Ma io non posso. E ricordo che durante quella notte ho visto tutte le stelle girare e ricordo una frase di Virgilio, omnia vincit amor in latino, tutto vince l'amore. E ricordo questa frase, dico, tutto vince, ma anche questo deve vincere, anche questo deve vincere. E la mamma, che anche lei vegliava e vedeva la figlia piangere, la consolava: va là Silviotta, stai tranquilla, vedrai che troveremo casa, ci sistemeremo, vedrai che Dio ci aiuta. Chiara però, lei non poteva dire nulla ancora perché era il suo segreto, l'avrebbe dovuto dire l'indomani quando si sarebbero lasciati veramente. Sì, tutto vince l'amore. Siamo davanti alla casa di Chiara, della famiglia Lubic, all'appartamento superiore di questa casa, che ha abitato fino al 13 maggio 1944, quando c'è stato quel famoso bombardamento. Io ricordo che questa casetta color rossiccio, che dopo la guerra si vedevano ancora i segni delle schegge delle bombe cadute vicino, era una casetta isolata, proprio quasi in campagna, diciamo, non c'erano costruzioni intorno. Quando ci fu il famoso bombardamento del 13 maggio del 1944, alle 6 del mattino, tornando qua, prepararono i bagagli, Chiara aveva in cuore questa sofferenza. Doveva dire al papà e alla mamma che lei non sarebbe partita con loro e con le due sorelle per andare in cerca di una nuova casa. Chiara si avvicina al papà in una stanza e dice: papà, non posso partire. E papà che era socialista, mi ha dato la benedizione, mi ha detto resta figliuola. La mamma invece, che era cristiana, mi ha detto sei crudele. Allora, però io non potevo non farlo. Il passo più delicato, più doloroso per Chiara è stato quello di caricare lo zaino suo, di lei, di Chiara, sulle spalle curve della mamma. Uscite da questo piccolo viottolo, si sono immesse nella via di Goccia d'Oro per andare verso la montagna alla ricerca di un posto dove abitare. Chiara invece si avvia verso Trento e attraversando il ponte si avvia verso la città. Alberi sradicati, rami per terra, macerie. Ed ecco che ad un certo punto una donna le viene incontro e la prende per le spalle e comincia a gridare: 4 me ne sono morti, 4 me ne sono morti. L'ho consolata come ho potuto e ho compreso con quella comprensione che non si cancella che da allora in poi, al posto del mio dolore per aver lasciato i miei, avrei dovuto portare in cuore quello dell'umanità sofferente. E così, dopo averla consolata, si avvia e arriva all'ospedale Santa Chiara, dove incontrerà il fratello Gino. Ha trovato un macello, l'ospedale colpito dalle bombe, e Gino l'ha introdotta nell'ospedale e a un certo punto le ha mostrato un reparto di ragazze che vivono sulle strade, una quarantina circa, si vedevano ancora il colore delle unghie, gli anelli. La lezione che Dio ci offriva era chiara: tutto passa, tutto è vanità ed è le vanità. E Chiara la colse come una conferma delle sue scelte che aveva fatto. Contemporaneamente lo Spirito Santo metteva nel mio cuore per tutte una domanda. Ci sarà un ideale che nessuna bomba può far crollare, a cui dare tutte noi stesse?
Sì, è stata la risposta. C'è, è Dio. Dio che lì, in mezzo alla guerra, frutto dell'odio, ci è apparso più che mai per quello che Egli è, amore. E qui qualcuno può chiedersi cosa c'entra sta casa, sto vicoletto chiuso. Ecco, anche questo ha la sua importanza nella storia del nostro movimento. Perché? Perché in questa casa abitava Natalia dalla piccola, la prima compagna di Chiara. Durante la guerra, durante i famosi allarmi, ecco che qualche volta è arrivata anche Chiara e si sono rifugiate in questo ambiente qua. L'allarme suonava nelle ore più disparate. Potevano trovarsi in Piazza del Duomo, potevano trovarsi, non so, a Corsa d'Oro, potevano trovarsi in qualsiasi punto della città. Un giorno ci troviamo per ripararci dalle bombe in una cantina buia, in via Travai, con la candela accesa e il Vangelo in mano. Lo apriamo e leggiamo: Padre, tutti siano una sola cosa. È la preghiera di Gesù prima di morire. Sempre per quel dono di cui si è detto, abbiamo l'impressione di capire un po' quelle parole difficili e forti e ci nasce in cuore la convinzione che per tale pagina, quasi magna carta del nostro movimento, siamo nate. Per l'unità, e cioè per contribuire all'unità degli uomini con Dio e fra loro. Chiara per venire in città passava appunto in questa strada qui e andava verso il centro. Come racconta Chiara, una delle prime intuizioni è stato quello del servizio ai poveri, cioè vedere Gesù in tutti i poveri. E allora c'erano 3 zone a Trento, proprio poverissime, che una era appunto le famose Androne, era un ambiente proprio di miseria, le scale corrose, ambienti veramente abbandonati, senza l'acqua, senza la luce. In una di queste case qui, Dori, aiutando una poveretta che stava a letto ammalata, si è presa una infezione al volto che l'ha costretta a letto per parecchio tempo. Quando ci penso, a me stesso viene i brividi, perché se avessi io stabilito, non so, prefigurato, ma che così all'improvviso, non so nemmeno io il perché, lì c'è proprio il Signore. Io mi sono rivolto a Chiara come ringraziamento, ma sai tu dirmi qual è stato il momento più doloroso di Gesù, dove Gesù ha più sofferto? E Chiara mi ha detto, quando là nell'orto degli Olivi ha detto al padre, no, gli ho detto io, no. È stato quando in croce ha sperimentato l'abbandono del Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È rimasta fulminata. Io non ci ho anche pensato, ma questo a lei è bastato. Poi non c'è stato altro che Gesù abbandonato. Che scopo ha questa chiesetta per noi, per la nostra storia? Chiara sapeva che c'era uno dei poveri che aveva bisogno un paio di scarpe numero 42. Scarpe a quell'epoca lì era una rarità trovarle. È entrata in questa chiesetta e davanti a Gesù Eucaristia ha chiesto: dammi Gesù un paio di scarpe numero 42 per te in quel povero. E dopo aver pregato esce da questa porticina e incontra una sua amica. Mi porgi un pacco, lo apro. C'era un paio di scarpe numero 42. Date e vi sarà dato. Cioè il Vangelo era una costante conferma che è vero, che se si vive, che se si mette in pratica, veramente si attuano le promesse di Gesù. Avevamo solo la possibilità di correre nei rifugi, anche 11 volte al giorno, sotto gli aeroplani, e di prenderci con noi il Vangelo. E io ho capito subito, qui trovo come amare Dio.
E allora leggevamo una frase sola con le mie compagne, una sola frase, e era sufficiente per cambiare la nostra vita. Per esempio, ama il prossimo tuo come te stesso. E allora fra noi, chi è il prossimo? Ah, guarda, è quella mamma lì con quei 5 bambini. È bene che noi l'aiutiamo. Prendiamo un bambino a testa. Ah no, guarda, è quell'ammalato che è rimasto a casa. Quando ritorniamo andiamo a visitarlo perché lui non può venire a rifugio. Oh, guarda, è quella affamata. E così è nata questo modo di vivere diverso da prima, in cui era tutto l'interesse per gli altri. E questo ci dà una grande felicità, perché l'amare dà felicità. Ogni mattina, pensa, anche queste ragazze, sia quelle che andavano a scuola come quelle che andavano nell'ufficio, passavano giù dalla chiesa di San Marco con lei, facevano la comunione, lei dopo 5 minuti li tratteneva e come sapeva fare lei, perché lì si vede che era il Signore che ispirava, ma io non c'entravo niente, era tutto lei che faceva. Al sabato invece si faceva proprio un incontro, un vero incontro, con le persone che volevano conoscerci e si andava in Sala Massaia. Quindi Sala Massaia ha avuto per noi come l'importanza di un punto dove potevamo incontrarci e dove anche la nostra anima poteva mettere il punto su quello che avevamo vissuto fino a quel momento e vivere in maniera nuova. Dapprima siamo andati in un appartamento di una signora e poi ci hanno offerto questa casetta in piazza Cappuccini a Trento. Noi non sapevamo, in pratica era il primo focolare. Ed è venuta qui ad abitare. Ha incontrato a un certo punto una delle prime giovani che erano state invitate alla Sala Massaia per sentire appunto questi incontri fatti con Chiara, Josie. Un giorno Chiara gli chiede: Josie, dove abiti tu? E Josie dice con un po' di tristezza: ma abito qui alla casa della giovane. Chiara le pone questa domanda: Josie, perché non vieni a abitare con me? Naturalmente Josie è corsa in casa, ha preso la sua piccola valigetta ed è venuta qui a abitare, ed è la prima che ha abitato con Chiara in questo piccolo appartamento. La Natalia, che già era focolarina, già conosceva, abitava su a Fornace, paese natio, e naturalmente quando veniva a lavorare lei veniva sempre, passava sempre dal focolare, casa sua era il focolare. Più tardi è arrivata anche a Graziella e quindi il focolare si è andato via via rimpolpando. Mi volevo seguirvi. Eccomi Chiara, sono venuta ad amare Gesù abbandonato. Ed era vero, ordinaria e straordinaria. Ordinaria perché andiamo avanti con le nostre solite cose, no? E straordinaria però anche, ma non so come dire, no? Entriamo per conoscere un po' come era fatto il primo focolare femminile di Piazza Cappuccini 2. La visita certamente è virtuale, una ricostruzione effettuata in base a dei ricordi. Appena entrati, a sinistra abbiamo un piccolo gabinetto che era in comune con un'altra famiglia che abita in fondo al corridoio sulla destra. Da questo corridoio si entra poi nel focolare. C'è una cucina economica a legna, poi un fornelletto elettrico che spesso si guastava ed era per me una delle occasioni per andare appunto a ripararlo e così stare con Chiara. Il secchiaio unico dove si lavavano e anche i piatti e le cose. I vestiti e le lenzuola si lavavano in un lavatoio pubblico nella piazza Cappuccini, dove ora sorge ancora la fontana. Poi c'era una cassapanca
La cucina era divisa in due parti, il divisorio di legno e vetro, non trasparente. Oltre la parete divisoria c'era un tavolo con le sedie. Prima di questa parete troviamo la porta che introduce nell'unica stanza. Ricordo che noi abbiamo capito che dovevamo incominciare da niente e perciò c'era un quadro solo che raffigurava Gesù crocifisso abbandonato lì, ma abbiamo dato via tutto, anche un po' i poveri lo esigevano, e ci siamo messi a dormire con i materassi per terra, non avevamo nient'altro. Noi vivevamo lì, io non mi ricordo che ci mancasse niente, ma era tutto bello per noi. E anche chi entrava diceva che trovava tutta armonia, e non c'era, l'armonia era quella spirituale, che dava senso anche a tutte le cose. E fu qui che incominciai a frequentare questa casetta e che incominciai ad apprendere i primi elementi della nostra storia dell'ideale. Ed è qui dove ho anche trovato la mia vocazione a seguire Dio attraverso questa strada di Chiara.